visto che parla per prima, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi oltre all'assessore Lanzarin, come vedete, c'è la dottoressa Russo, che ormai conoscete, che è il capo della prevenzione della Regione del Veneto, e l'ingegnere Fattori, che si occupa di tutto quello che sono, diciamo, le programmazioni, le dotazioni, e quindi è l'uomo che sa tutto. In particolar modo oggi è qui per il tema dei ricoveri. Ieri abbiamo fatto l'area diciamo delle terapie intensive, oggi avete avrete quella dei ricoveri, anche con la stratificazione per età, per stato clinico, in modo tale che avete anche uno spaccato. Anzi, voglio ringraziarvi, perché poi la relazione del dottor Rosi oggi è stata oggetto di comunicazione, penso che sia doveroso nei confronti dei cittadini dare anche la voce ufficiale. Vi dico innanzitutto il bollettino velocemente: sono 3.063.715 tamponi molecolari. Esattamente nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 19.923 tamponi molecolari, 19.923, più 38.569 tamponi rapidi, totale 58.492. I tamponi rapidi dall'inizio sono 1.457.511, più 38.569. La percentuale di positivi sui tamponi, scusate, ho perso il dato, eccolo qua, scusate, i positivi sono 4.402 su 58.492 tamponi, quindi la percentuale è del 7,52%. Poi abbiamo anche dei bei grafici che ho visto sui tamponi positivi per regione, magari nei prossimi giorni ve le faremo avere. Numero dei positivi, 205.009 dall'inizio. Positivi di oggi sono 95.779. Ovviamente sono calati rispetto a ieri, c'è stata negativizzazione anche. Quando voi vedete il numero che è calo, vuol dire che ci sono ovviamente positivi che escono. Ricoverati totali sono 3.331. Così suddivisi: 378 terapie intensive più 6, 2.953 più 8, che sono area non critica. Qualcuno si chiede, ogni tanto vedo che c'è qualcuno che fa ironia sui cartelli. I cartelli, voglio ricordarvi che sono nati proprio perché mancava la traduzione all'IS, perché molti ci scrivevano. Dopodiché sono diventati utili anche per far focalizzare le cifre, in maniera tale che poi non ci sia qualcuno che dice ma ho capito male. Chi se dovesse vedere anche uno screenshot da un telefonino o qualcosa ha comunque già il numero. Totale dei morti 5.161 più 92. Totale dei dimessi 9.087. Allora, premesso che dopo io vi lascerò con l'ingegner Fattori e vi darà quella che è una relazione con tabelle che poi Carlo distribuiremo, quelle che comunque, diciamo, dati dei quali si parlerà, ed è, diciamo, vi darà dei dati che sono per noi la quotidianità. Noi questi dati li vediamo tutti i giorni, vediamo l'evoluzione delle curve, provincia per provincia, insomma, è un lavoro che l'ingegnere sta facendo in maniera assolutamente eccellente con tutto il suo staff. Questo è il tema per cui abbiamo la situazione monitorata istante per istante. Dall'altro devo dire che oggi noi ho invitato la dottoressa Russo perché vi ricordate che vi dicevo lo scorso fine settimana, dopo aver avuto nuovamente la zona gialla, ho detto guardate, cercheremo di capire cosa accadrà se andate a vedervi le mie dichiarazioni. Anche qui ieri parlavamo, no? Ne parlavamo con Filippo Tosato, che diceva ma alla fin fine le dichiarazioni, sì, ogni giorno vi dico come stanno le robe, se volete cioè come si dice, come l'R continuo, puoi fare una sintesi di una settimana, di 2 settimane, di un mese,
Non puoi dire che ogni RConT è diverso dall'altro, perché la sintesi è spalmata su più giorni. Vi ho detto, ho chiesto alla dottoressa Russo di fare un'indagine epidemiologica approfondita alla luce del fatto che la situazione comunque del Veneto continua ad essere in zona gialla. E vi annuncio anche che dai dati che abbiamo è presumibile, non certo, ma con l'RT che ne viene fuori che è 0,96 mi sembra, Da 0,96 a 1,7, a 1,0. ma diciamo quello che prendono loro per capirsi che è quello che va sempre su, è 0,96, siamo abbondantemente sotto l'1,25. Allora, alla luce di tutto questo, se vi ricordate, lunedì vi ho detto, guardate ragazzi, attendiamo di prendere in mano la situazione, non per, come si può dire, per codardia, perché noi di ordinanze ne abbiamo assunte a sufficienza a dimostrazione che non è così, anche se poi ogni giorno qui c'è anche una narrazione diversa di quello che facciamo, ma non da parte vostra. Ma vi ho detto perché da lunedì è iniziato un dibattito nazionale rispetto a dare a colorazioni, a misure prenatalizie, natalizie, è indubbio, no? Tutti noi l'abbiamo registrato, tanto è vero che abbiamo fatto anche delle riunioni. Sentite, siamo arrivati a giovedì, a me ancora non è ben chiaro cosa accadrà. A me ancora non è ben chiaro. E abbiamo confermato come gruppo di governatori, avete visto abbiamo fatto un comunicato anche ieri, ma poi penso che, visto e considerato che poi molte regioni delle nostre sono coinvolte da queste ondate, abbiamo confermato che abbiamo senso di responsabilità e abbiamo anche sempre detto, ma ve l'ho detto anch'io in più occasioni, che si sta veloci a fare, come si può dire, i fenomeni col portafoglio degli altri, cioè i ristori sono un tema importante su queste partite. Quindi se il governo vorrà adottare delle misure vedremo quali saranno, ma soprattutto dovremmo anche avere la certezza dei ristori. Ristori che per noi sono alla tedesca come li immaginiamo, no? Pensare che se uno perde una percentuale di fatturato è giusto che gli sia in quota parte riconosciuta. Perché in quota parte? Perché se tu non apri un negozio avrai dei costi variabili che non avrai più nel chiuderlo, ma avrai anche tanti costi fissi e quindi hai anche una perdita di fatturato. Ma queste sono cose che sapete. Allora, sapete, davanti a un'incertezza che anche oggi è palpabile, nel senso che mi sembra di capire che ci sia un dibattito a livello nazionale tra le forze di maggioranza, circa la misura, se ricordate, non ve la sto tirando lunga, però voglio fare io un resume di quello che vi ho detto. Se vi ricordate vi ho detto vorrei evitare di assumere provvedimenti che poi vadano a cozzare con provvedimenti nazionali. Peraltro vi ho anche detto sarebbe auspicabile assumere provvedimenti che abbiano copertura nazionale, perché poi è ovvio che un provvedimento nazionale ha la copertura dei ristori. È pur vero che la situazione epidemiologica di oggi, che poi verrà descritta dalla dottoressa Russo, è una situazione che se da un lato diciamo viene gestita, anche qui cerchiamo di vedere cosa sta accadendo. Il Veneto sta gestendo 378 terapie intensive, 3.331 ricoverati e sta ancora caricando e assistendo altri 7.000 pazienti non Covid. Cioè vorrei che la nostra sanità non venisse descritta come una macchina scassata, perché non se lo meritano i nostri operatori, non se lo meritano tutti coloro che lavorano nei team dell'organizzazione, non ce lo meritiamo neanche noi. La verità è che in questa fase abbiamo un terzo di più dei positivi, dei ricoverati di marzo. Allora, tutti sono bravi a fare gli esperti in tribuna di calcio lì a Caldino a guardare la partita. La verità è che un terzo in più vuol dire che c'è stato di meno di distanziamento sociale, non abbiamo avuto 3 mesi di lockdown, e vuol dire anche che questo bacino epidemiologico che è il nord-ovest, che è il nord-est, dopo il nord-ovest, vi ricordo che il nord-ovest è esordito con il Piemonte, poi la Lombardia, poi la Liguria, e poi pian piano sono scese e si è spostato da noi. Quando loro erano in crisi, noi comunque avevamo dati assolutamente sostenibili. Adesso abbiamo questo grande bacino, ve l'ho detto anche ieri, di Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, che ha comunque una condizione epidemiologica molto simile. Alla luce di questo, penso che per noi sia fondamentale, visto e considerato che ancora non si è capito in via prudenziale, di assumere dei provvedimenti.
Il provvedimento che abbiamo discusso questa mattina, per il quale c'è stato anche il parere della prevenzione, è un provvedimento che cerca di far coniugare, ovviamente tutti i provvedimenti sono dei sacrifici, che tu faccia un'autostrada o faccia un sentiero pedonale, comunque metti i piedi sul terreno altrui, comunque c'è una servitù. E le opzioni che la prevenzione ritiene equilibrate e che comunque ci garantiscono, essendo noi probabilmente ancora zona gialla, perché vorrei ricordarvi anche una cosa, cioè non è che uno può inventarsi restrizioni a prescindere dal colore che gli viene attribuito dall'Istituto Superiore della Sanità, cioè non è che tu ti inventi che fai il lockdown, perché poi lo devi giustificare dal punto di vista epidemiologico. Allora io ho pensato, anzi noi abbiamo pensato, perché poi l'ho detto io perché l'ordinanza la devo firmare io, ho sentito i comuni, ho sentito l'ANCI che condivide questa presa di posizione, ho sentito il sindaco Conte, che ringrazio, che ha sentito a sua volta diciamo, i suoi riferimenti. L'idea è quella di provvedere a un provvedimento che è innovativo, se volete, però secondo anche l'idea della dottoressa Russo ci permette di aumentare il distanziamento sociale e di mettere in sicurezza i cittadini. Guardate, è un sacrificio, ma anche la volontà di dire che se non facciamo qualcosa in questa fase rischiamo comunque di ritrovarci a gennaio, dopo la ripresa, in grosse difficoltà. Ma del resto non è un caso che anche il governo stia ovviamente lavorando su queste opzioni a livello nazionale. Ecco, a me spiace una roba, ho letto di qualcuno, al di là di fatti deplorevoli che comunque ai quali stiamo assistendo in queste ore, ma al di là di questo ho letto di qualcuno che dice che il Veneto condiziona addirittura un governo per fare tutta l'Italia in area rossa perché ne ha bisogno il Veneto. Ecco, io direi che bisogna veramente essere disorientati per fare queste dichiarazioni, a dir poco disorientati, magari fosse così, non abbiamo tutto questo potere. La verità è che comunque il tema della migrazione da regione a regione è un problema epidemiologico. La verità è che noi con molto senso di responsabilità abbiamo detto che vogliamo vedere quale sarebbe questa soluzione, ma ad oggi non c'è. Allora, qual è la soluzione che propone il Veneto? Capisco che la premessa è lunga, ma ho capito anche che se no gli altri fanno troppa sintesi, perdonatemi. Allora, la soluzione è questa. Dal 19, cioè da sabato, al 6 di gennaio, abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che comunque tiene un suo equilibrio, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14, poi con tutta una serie di, adesso in serata domani firmo l'ordinanza e vi do il testo, però adesso mi interessa dirvi per sommi capi, guardate potrei già farvi avere un testo ma lo vogliamo perfezionare. La chiusura di tutti i confini comunali dalle 14, mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali, chi ha una serranda non la abbassa, vi ricordo che può restare aperto fino alle 9 di sera se è un negozio, però ci sarà una novità se chiudiamo i confini comunali, che dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. E quindi ho la possibilità di distribuire, se lo facciamo in maniera, diciamo, di buon senso, di distribuire anche il flusso commerciale. Perché se come comunità decidessimo che al mattino privilegiamo, diciamo, le attività fuori, diciamo, ad esempio commerciali, pensate a un centro storico, no? Per chi viene da fuori e tutti i cittadini di quella città si organizzassero per andare dalle 2 del pomeriggio in poi a fare la spesa, a fare le loro attività, avremmo comunque evitato la commistione di due popolazioni, diciamo, epidemiologiche diverse, no? Allora questo si trascinerebbe fino al 6 gennaio, avrebbe l'opportunità di non andare su restrizioni, diciamo, dolorose, avrebbe l'opportunità però di dare una risposta da un punto di vista sanitario. Poi passo la parola alla dottoressa Russo. Questa è una soluzione di equilibrio. È una soluzione che ha delle deroghe, ovviamente uno può dire ma scusa dalle 2 del pomeriggio in poi se io devo uscire dal mio comune ci esci perché se devi fare la spesa,
è come previsto anche per le zone rosse, per tutte, cioè sapete che se tu devi comprare cibo, alimentari, in qualsiasi zona tu sia, puoi uscire per andare a fare gli acquisti. Se tu devi uscire per motivi sanitari puoi uscire, per lavoro puoi uscire, c'è tutta una serie di casistiche per cui non sei chiuso in casa, non ci sono i negozi chiusi, ovviamente c'è una regimazione della movimentazione. Noi pensiamo che a questo punto questa sia l'ordinanza che andrò ad adottare. E capisco che ogni cosa che si decide tocca magari qualche interesse personale, saremmo anche assolutamente disponibili con le FAC o a cogliere indicazioni, perché poi ci sono, diciamo, vi cito un esempio, il laboratorio artigianale che produce cibo da asporto può continuare a vendere questo cibo da asporto perché si va a prelevarlo e si va via. Però il grande tema è quello di regimentare i flussi tra diciamo, i territori comunali e che poi, se ci pensate, questa è una sorta di zona arancione ridotta, diciamo, di scala, perché dà la concessione fino alle ore 14. Ovviamente in questa ordinanza ci saranno poi spiegate tutte le deroghe, che sono esattamente quelle delle zone arancioni più o meno, con alcune indicazioni. Di meno di questo oggettivamente non si poteva fare, non si può fare perché dal punto di vista epidemiologico poi non c'è più un impatto. Di più di questo significa andare a chiusure totali e dal punto di vista epidemiologico in questa fase, dall'analisi che fa la dottoressa Russo, non siamo chiamati a fare questo. Ne ho parlato con il Ministro Speranza, anzi non ne ho parlato con il Ministro Speranza, scusate, invierò al Ministro Speranza e lo sentirò, ma stavo dicendo ne ho parlato anche in passato, si è sempre reso disponibile a sottoscrivere le ordinanze, proporremmo al Ministro Speranza l'intesa su questa ordinanza, appena diciamo, l'avremmo perfezionata dal punto di vista giuridico, e basta, io mi fermo qua. Ovviamente questo dà una risposta ai tanti che comunque, diciamolo fino in fondo, erano preoccupati delle decisioni, perché si è letto di tutto giustamente in questi giorni. È altrettanto vero che chiudere sabato e domenica, diciamocelo fino in fondo, con la prospettiva di un'eventuale chiusura importante dal 24 significa togliere la possibilità dell'approvvigionamento, della spesa a molti cittadini. E allora questo l'abbiamo evitato. Abbiamo però creato una situazione di equilibrio che, se viene vissuta con il buon senso, può permettere anche di regimentare nella maniera migliore. Mi spiego, se io so che sabato si chiuderà il confine comunale alle 14 e ho necessità di fare le spese, è giusto che io vada a fare le spese, ma è altrettanto vero che se sono un cittadino di Treviso e so che devo fare la spesa, possibilmente la raccomandazione è da farla dopo le 14, così diamo modo alle città, ai centri cittadini di non avere problemi. E ripeto, onde evitare che qualcuno si inquieti, si esce e si entra per andare a scuola, si esce e si entra per andare a lavorare, si esce e si entra dal territorio comunale per andare a fare la spesa alimentare se non c'è nel proprio comune, si esce e si entra dal territorio comunale per questioni sanitarie. Dopo le 14 ovviamente vi dico queste idee, prima si può entrare e uscire. E io passerei la parola, prima delle domande, alla dottoressa Russo per un intervento. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Vuol mettersi qui? No, Forse è resto qua Presidente, uguale. Allora, come dice il Presidente, abbiamo fatto in questi giorni un'analisi con insomma, i miei collaboratori per capire quali potevano essere, intanto qual è l'evoluzione dello scenario epidemiologico in termini di incidenza, ne abbiamo parlato più volte, e poi soprattutto abbiamo cercato di capire se all'interno del territorio regionale c'era un interessamento particolare di qualche zona rispetto ad altre, anche perché è previsto dai documenti sulle misure e sugli scenari epidemiologici che nel caso in cui ci siano delle aree particolarmente a rischio, quelle abbiano un tipo di valutazione, quindi di limitazioni che sono mirate. Allora, dalla valutazione che abbiamo fatto e dall'andamento epidemiologico che abbiamo ad oggi, abbiamo visto che effettivamente, come dicevo qualche giorno fa, siamo in una condizione di plateau,
cioè non abbiamo avviato quel percorso di discesa dell'incidenza che invece insomma speravamo di intraprendere. Questo perché probabilmente la nostra situazione anche da un punto di vista dell'incidenza si mantiene appunto in equilibrio, e poi lo vedremo anche con l'ingegner Fattori che spiegherà l'andamento specifico a livello ospedaliero. Ma a livello di casi segnalati abbiamo questi leggeri picchi che vanno alcuni giorni, poi si ridimensiona, poi riparte, poi si ridimensiona e rimane comunque in una condizione, diciamo, di andamento più o meno stabile. È chiaro che questo, aggiunto al fatto, e questo secondo me è importante, aggiunto al fatto che noi tutta la macchina di elaborazione dei dati, di raccolta, di valutazione dello stato clinico dei positivi, il famoso indicatore 1.1, cioè quello che distingue se il soggetto è sintomatico o asintomatico, il discorso del contact tracing, noi abbiamo continuato e stressato tutte le nostre i nostri servizi affinché questo insomma sia mantenuto a massimo, perché noi crediamo che questo è un elemento predominante per ridurre e cercare di contenere la circolazione del virus. Tutti questi elementi che noi raccogliamo nel famoso monitoraggio che ormai abbiamo imparato a conoscere insieme dei 21 indicatori viene trasmesso settimanalmente all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero, e poi loro redigono un bollettino che viene presentato al CTS e alla cabina di regia e che individua quello che è lo scenario epidemiologico, che si traduce in una collocazione di colore. Allora, abbiamo inserito tutti questi elementi che abbiamo raccolto, che abbiamo sviscerato e che sono legati agli indicatori, ma anche ad una valutazione, come vi dicevo, epidemiologica. Posso Sì. solo dire una roba? Vittorio, non è che ci siamo messi stamattina a fare sta roba, è una settimana che stiamo facendo. Certamente. Non vorrei che qualcuno pensasse che facciamo le robe all'ultimo istante. No, anche perché È da sabato che stiamo lavorando su sta roba. certamente stiamo lavorando da sabato su quelle che sono, diciamo, le valutazioni di andamenti specifici, quello che dicevo anche per nelle diverse province, sia in termini di incidenza sia in termini di mortalità, che sono quelli che ci interessavano per individuare se c'erano delle situazioni di rischio ascrivibili a un territorio piuttosto che un altro. Ma poi i nostri indicatori, e quindi quello che mandiamo al Ministero, risponde ad indicatori che sono settimanali, oppure addirittura ad indicatori che hanno un trend a 14 giorni o anche a 4 settimane, e sulla base di questi veniamo valutati. Allora, da quelli che sono i dati che abbiamo inviato al Ministero e all'Istituto, possiamo presumere, come diceva il Presidente prima, che avendo un R con T che non è all'1,25, per fortuna, io direi, da un punto di vista epidemiologico, e che invece si aggira intorno all'1, inferiore all'1 per la valutazione, e quello a 14 giorni di poco superiore a 1, questo ci colloca in uno scenario di rischio che è quello dell'area gialla. Allora, ne abbiamo appunto parlato, e poiché però il dato che insomma ci interessa e dobbiamo tenere sotto sorveglianza e dobbiamo evitare che poi possa andare a creare un eccessivo stress sui servizi ospedalieri, è quello dell'incidenza, e quindi il problema, la preoccupazione è che non aumentino i soggetti sintomatici o i soggetti che hanno bisogno di ricovero ospedaliero, e quindi che andiamo a stressare ulteriormente un sistema sanitario insomma che è abbastanza provato. Allora, per questo abbiamo pensato, appunto, come diceva il Presidente, che la situazione di equilibrio, la situazione necessaria è quella di ridurre l'indice di affollamento delle città, e questo ha una giustificazione che è facilmente comprensibile, perché più gente è presente nello stesso momento, nello stesso luogo, maggiore è la possibilità di diffusione di un'infezione come quella con cui stiamo combattendo, quindi un'infezione che si trasmette per via respiratoria, dove è più difficile, pur con tutta la buona volontà che ci può mettere il cittadino, mantenere il distanziamento. Quindi cercare di ridurre, quindi far defluire, sgonfiare quello che è l'insieme di persone contemporaneamente presenti
in una città, in un percorso di passeggio, in un negozio, ridurre anche le file fuori, perché è vero che ne entrano pochi, ma fuori sappiamo che ci sono le file, che ci conosciamo, che ci mettiamo a parlare nel frattempo, insomma fa parte della vita sociale, insomma, di tutti noi. Allora cercare di far ridurre questo indice di affollamento secondo noi è una misura estremamente, insomma, utile ed importante, proprio perché poi gli effetti di queste misure le vedremo successivamente, subito dopo quelle che sono le festività. Il secondo elemento è che, l'ho detto adesso, è la festività. È chiaro che il Natale e le feste che verranno portano tutti noi a uscire per comprare regali, per fare dei piccoli pensieri, per avere insomma quegli elementi anche di convivialità che fanno parte della nostra tradizione. E questo naturalmente, se stiamo bene, l'abbiamo detto l'altra volta, se stiamo bene ci porta a comportarci, pur con le limitazioni determinate dalla mascherina, con le code eccetera, come se la vita scorresse normalmente, anche se sappiamo che se ci mettiamo un po' di paraocchi scorre normalmente, se allarghiamo la nostra visione sappiamo che ci sono persone in ospedale, ci sono persone anziane che muoiono a seguito dell'infezione. Quindi, tenendo presente questo, dobbiamo comunque cercare di agevolare il comportamento di tutti noi, agevolarlo con le restrizioni di cui parlava il Presidente, che sono delle restrizioni che hanno un prezzo, ne abbiamo parlato stamattina, ma è un prezzo totale di questo tipo di andamento dell'epidemia che bisogna dividere, e quindi tutti ne paghiamo, insomma, una parte. Quindi questa è la nostra valutazione. La valutazione in sintesi è quella di uno scenario giallo, quindi di un rischio in area gialla, rischio moderato con alta probabilità di passaggio ad un'area più di rischio maggiore. Questa sarà la nostra valutazione. L'RCONT ci rassicura perché è legato soprattutto ai soggetti sintomatici, quindi noi sappiamo che molti dei soggetti che andiamo ad individuare attraverso tutta l'attività di testing avanzato che facciamo sono asintomatici, ma è molto importante cercare di ridurre e interrompere in qualche maniera quella che è la catena di trasmissione del virus, e ci sembra che questa soluzione, aggiunta a tutte le altre che erano già in vigore con le precedenti ordinanze, naturalmente rafforza e ci aiuta e è facilitatrice rispetto a quella che è il regolamento dei nostri comportamenti. Grazie mille. C'è anche da dire che a questa idea era già scritta al tavolo forse venerdì scorso, per cui grazie per poi averla elaborata e averla soprattutto analizzata. Voglio ricordare, lasciatemelo ricordare, so che voi dite, Madonna, ancora stavolta ce lo dice, perché non posso accettare che ci sia qualcuno che possa minimamente far dubitare sul fatto che noi ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità. E lo ricordo ossessivamente che il sottoscritto ha dato vita alla prima zona rossa in Italia e non c'era scritto da nessuna parte, sapete, che bisogna fare la zona rossa a Vo'. Anzi, se oggi uno la facesse per una ventina di contagiati, verrebbe sicuramente portato via dalla forza pubblica. Allora io decisi di chiudere Vo', che non era un lebbrosario, ma in via Prudenziale. Alla fine Vo' ha fatto 88, mi sembra 83 contagiati in quel primo sondaggio che facemmo. Attenzione, e dall'altro voglio anche ricordare che negli stessi giorni ho chiuso le scuole, quando in Italia di chiusura delle scuole non se ne parlava, ho chiuso il carnevale, sono state chiuse le chiese, i cinema, i teatri, me le ricordo io le polemiche. Dove sono? Vedo che gli stessi interlocutori delle polemiche di allora sono quelli che oggi vorrebbero fare la lezione sul fatto che bisogna prendere decisioni. Ma noi siamo quelli che qui in Veneto hanno coniato quella norma dell'uscita fuori casa non oltre i 200 metri. Siamo quelli che si sono inventati un sacco di norme per tutelare la salute dei veneti. Siamo quelli che, nonostante la zona gialla, e lasciatemi, fate una cortesia, tentate di ricordarlo, nonostante la zona gialla, abbiamo imposto la chiusura di tutti i negozi la domenica, le medie e grandi strutture di vendita il sabato,
e abbiamo imposto il numero di clienti per metro quadrato nei negozi, unici in Italia. Oggi siamo arrivati qui. Allora, i veneti dico che bisogna essere squadra, che la Regione vuole portare avanti una tutela e una difesa della salute di questa Regione. Il pericolo è dietro all'angolo. Se da un lato abbiamo una sanità che ancora, grazie a tutti i nostri operatori che non finiremo mai di ringraziare, e all'organizzazione e alle attrezzature che abbiamo dato a loro. Non si dica mai che in Veneto non ci sono i dispositivi. Cioè evitate anche di farmela la domanda, perché se volete farmela mi dovete dire il nome e cognome di chi ve l'ha detto. Avete visto che l'ultima volta poi è finita sul vago poi l'identificazione di chi lo diceva, perché noi vediamo cosa abbiamo in magazzino, ve lo sappiamo dire per ogni US cosa abbiamo in magazzino. E se ci fosse qualche disservizio è giusto segnalarlo, ma non dire che mancano. Però è pur vero che questo sacrificio lo chiediamo per un futuro. Attenzione che non è che è un favore che fate a me. Io oggi, rivestendo questo ruolo, sono chiamato a prendere delle decisioni. E le prendo ovviamente non con gioia, perché nessuno si candida a governare la sua regione pensando di dover fare ordinanze restrittive. Mai avrei pensato di occuparmi di una pandemia, la più grande della storia. Però tocca a noi. È come se avessimo un terremoto, avessimo una guerra, non è che puoi prendere le valigie e scappare. Ma anche chi è dall'altra parte deve capire che il lavoro deve essere un lavoro di comunità. Voglio anche ricordare che almeno da 2 mesi questo Veneto ha potuto fruire dei benefici della zona gialla a differenza di tutte le altre regioni. La Lombardia si è fatta 3 settimane di zona rossa e 2 settimane di zona arancione, l'Emilia Romagna si è fatta 2 settimane di zona arancione, il Friuli Venezia Giulia si è fatto 2 settimane di zona arancione, il Piemonte si è fatto 3 settimane di zona rossa e 2 di area arancione, la Liguria se ne è fatta 2 di zona arancione, il Veneto non ha mai avuto le restrizioni, grazie a una sanità che funziona, a un sistema ospedaliero che ha lavorato e non a numeri taroccati. Se qualcuno ha contezza che ci siano numeri taroccati, noi siamo trasparenti, vengono qui i tecnici a parlare. Se avete osservato, quando iniziano a parlare, io vado via perché è giusto che siano in totale libertà. Se volete materiale ve lo diamo, se avete dubbi siamo qui a rispondere. Questa penso che sia l'unica regione in Italia che fa un punto stampa tutti i giorni alle 14:30. I giorni del bel tempo e anche i giorni di brutto tempo. Sì, è 12:30, scusate. Ve lo dico perché è giusto difendere il lavoro di tutti quelli che lavorano. Se poi uno ha un dubbio, va in procura. Le denunce non si fanno con i comunicati stampa, io le faccio in procura, andate a chiedere quante ne faccio e continuo a farne, ma non solo contro chi magari ingiuria o altro, ma anche rispetto a qualcosa che non funziona, magari nella pubblica amministrazione. Magari alla fine della mia carriera ve le porterò tutte sopra il tavolo. Però al di là di questo non è un atto di eroismo. Io dico che adesso c'è bisogno di guardare in faccia la realtà. Non so cosa farà il governo, sinceramente noi non possiamo aspettare ulteriormente. E quindi abbiamo svelato tutto questo dibattito di questa settimana. Guardate, oggi alle 5 avremo un'altra riunione. Mi sembra di aver capito che c'è Italia Viva che è più morbida nella linea a dispetto del Ministro Speranza e di altri che hanno invece una linea, diciamo, più rigida. Io non entro in questo dibattito, dico che il Veneto è il Veneto, punto. Dopodiché arriverà una misura nazionale, sarà gerarchicamente superiore a quella veneta e verrà assorbita quella veneta. Però nel frattempo noi dobbiamo metterci in sicurezza. Nel frattempo dobbiamo metterci in sicurezza. Per questo io ieri vi ho dichiarato, vi ricordate che vi ho detto, se non ci saranno misure comunque adotteremo. Come ieri sera ho dichiarato, se è quello che sembra, ma sembrava ieri sera, allora vuol dire che forse non avremo bisogno di prendere misure, ma io non posso arrivare lunedì, martedì, mercoledì e non sapere ancora cosa succederà, perché qualcuno potrebbe dirmi, cavoli, potevamo decidere 3 giorni fa, 4 giorni fa, 5 giorni fa e abbiamo già atteso 5 giorni, Dio, se avessi
la Pietà di Michelangelo al 50% scolpita, dico, boh, se è la Pietà di Michelangelo, ma c'è ancora un blocco di marmo in questo momento, eh? Non ho ancora ben capito cosa accade. Ma non è polemica, è un dato di fatto, è solo un dato di fatto. Io vi ringrazio per la comunicazione che darete ai veneti, a tutti, per evitare inquietudini, libere letture, processi alle intenzioni. Siamo disponibili con la centrale nel momento in cui presenteremo l'ordinanza per rispondere a delle FAQ, come abbiamo fatto. Adesso scriveremo definitivamente, l'ordinanza è già impostata al 90%, la manderò al Ministro Speranza per chiedere formalmente l'intesa, perché è giusto che il Ministro della Salute sia coinvolto in questa partita, perché lo prevede la legge e anche qui evitiamo. Dopodiché, questa ordinanza, voglio ricordarlo, ha voluto fino in fondo tutelare le libertà personali, perché la libertà non tutelarla vuol dire fare un lockdown, chiudere in casa, e anche questo l'abbiamo valutato. Soprattutto perché ci troviamo ad affrontare questo tema in un momento assolutamente delicato, che è quello della fase natalizia, come diceva la dottoressa Russo. Se ci fosse toccato il 7 gennaio avremmo avuto un altro approccio. Ci mettiamo anche nei panni di tutti quei commercianti che comunque hanno i magazzini riforniti per queste vacanze. Ricordiamo che il governo sosteneva che comunque ci sarebbe stata la possibilità di avere un Natale libero. Non è così, non è colpa di nessuno. La Germania è chiusa fino al 10 di gennaio, vi ricordo, da ieri. Visto che tanti decantavano la Germania, no? Piuttosto che la Francia, è in evoluzione. Possiamo annunciarlo il vaccino? No ancora. Non abbiamo ufficialmente, No. ma abbiamo... Insomma, per fine mese dovremo quantomeno fare un po' di iniezioni, mettiamola così. La dottoressa Russo? Sembra che vi divertiate a dire voi avete fatto il vaccino. No, sì. Allora, vuoi che te la dico fino in fondo? Io lo farei, c'ho solo un problema etico di capire che condizione creo nel pensiero di persone che vorrebbero farselo, che hanno magari 80 anni. Vedremo di farselo certificare che siamo dei simboli allora. Siccome, guarda, se vuoi che te ne citi... No, ma hai perfettamente ragione, guarda, e non c'è dubbio sul fatto di farsi il vaccino da parte mia. Però è pur vero, lo voglio dire fino in fondo, a me è toccata un'esperienza, divago un attimo, con Veneto Banca. Io candidamente, negli anni, perché qua ormai funziona così, mi hanno chiesto, perché una volta era proibito non essere azionisti, gli amministratori dovevano essere i primi a essere... Io ho detto sì, io sono azionista. Vabbè, passano gli anni, vado, nel 2004 sono diventato azionista e ho cessato la mia partecipazione, diciamo, nel 2009, è rimasta residuale. Vado all'assemblea finale, ve la ricordate, assemblea del grande dibattito, una giornata intera di interventi, il disastro. C'è uno che chiede la parola, un signore che chiede la parola, va sul palco e dice: io ce l'ho con Zaia. Ho detto: Madonna, cosa è successo? Io non sono mai stato amministratore, niente. Perché lei in un'intervista ha detto che aveva le azioni e io le ho comprate perché l'ho detto a lei, adesso ho perso tutto. E quello mi ha fatto pensare, no? Cioè noi siamo anche comunque dei riferimenti. Allora, siccome il vaccino ognuno deve decidere di farselo perché è volontario, io lo farò, ma ognuno fa quello che pensa, Patti chiari, amicizia lunga, perché è inutile invocare le libertà, la centralità, il rispetto della persona e dopo se va bene sempre merito mio, se va male sempre colpa di quei altri. No. Detto questo, domande ragazzi, se possiamo farle succinte e poi l'ingegnere Fattori dice una roba importante. Pederiva, Marchiori, io vado per ora. Nello specifico l'ordinanza, chiudo, scusami Angela, nello specifico l'ordinanza, intanto verrà ufficialmente data a tutti, quindi non mettetevi ansia, però verosimilmente, siccome voglio chiedere l'intesa, scusate, al Ministero, penso male che vada, ve la presento domani alle 12:30. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Restando appunto ai temi molto concreti, come ci si muoverà quindi per le succitate motivazioni, necessità, lavoro, spesa? Servirà un'autocertificazione? No. E come si regola, Presidente, in una situazione del genere se non c'è nemmeno un foglio in mano? Chi è che fa i controlli? Ci si regola Domanda retorica. nel momento in cui viene contestata
Cioè, ti fermano, siccome ci sono anche delle contravvenzioni previste da legge nazionale, tu dovrai giustificare la tua posizione. Quindi a voce. Beh, cioè, penso che... Ma Sono domande banali, ma che allora, noi stiamo mi costruendo interessino. l'ordinanza. Ad oggi io ti dico che non abbiamo previsto questo, però eviterei di entrare nello specifico in tutta sincerità. Perdonami, è giusta la tua domanda, però mettiti anche nei nostri panni. Vi ho detto, l'abbiamo già impostata, adesso stiamo vedendo bene, perché poi noi dobbiamo fare tutta una simulazione con le diverse casistiche, però è sempre vero che se il cittadino fa il cittadino e ha senso civico, se qualcuno ti ferma con la paletta e dice dove sta andando, il residente è fuori comune, cosa sta facendo? Sto tornando al lavoro, fa una verifica, ci si mette un secondo, perché basta, cioè, tanto i controlli saranno ovviamente random, non è che si possono controllare 5 milioni di veneti in continuazione. Comunque glielo chiederò domani allora quando abbiamo il testo perfetto. definitivo. Poi a proposito della riduzione diciamo della zona arancione, no? Ha detto una zona arancione ridotta, non so, dopo la gialla plus, l'arancione minus mi verrebbe da dire, no? In qualche No, il maniera. minus è una brutta parola. Però è latino. Siccome i cittadini sono evidentemente disorientati da annunci, contrannunci, può confermare che comunque al di là di questa ordinanza su questa particolare zona arancione darà poi come Veneto l'assenso alla misura nazionale che a quanto pare istituirà la zona rossa per i giorni attorno a Natale e i giorni attorno a Capodanno? Allora, ti dico la verità, a me in questo momento non pare nulla, nel senso che non ne so nulla. Abbiamo detto che qualora porteranno un progetto saremo responsabili, anche perché voglio ricordarvi, anche qui no, perché sembra che adesso sia chiesa solo il Veneto in Italia, va bene, prendiamo atto. Voglio ricordarvi che c'è il CTS nazionale che ha chiesto misure nazionali, Ma ci dimentichiamo sempre di dirla sta roba, non le ho chieste io. Tanto è vero che tutti noi governatori siamo chiamati. Le regioni hanno detto che affronteranno con senso di responsabilità, ma cercheremo di capire cosa propongono. Oggi, in questo momento non te lo so dire. Cioè si legge, si vede, ma di certezze oggi non ne abbiamo zero. Quindi io non ti so dire se magari il 24, che è la data fissata, accade che dicono resta zona gialla e si fanno delle restrizioni nei centri storici, anche questo è possibile, oppure si fa zona arancione per tutti, zona rossa per tutti, solo i giorni menzionati a quello che sono ovviamente le perdite di fatturato. Ultima, questa formulazione dell'ordinanza poi come si intreccia con la richiesta che è tuttora pendente delle deroghe per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno per andare a pranzo dai parenti? Resta ferma la richiesta politica? Resta ferma la richiesta, cioè l'idea è quella del modello tedesco. Cioè, sapete che in Germania mi sembra abbiano autorizzato i 6 componenti, una roba del genere. Adesso l'avvocato Botteon sta lavorando su questo. Grazie per averlo ricordato. Però al momento non anticipo nulla perché guarda, ci siamo lasciati prima dopo una mattinata di lettura sul fatto che c'è anche questo aspetto. L'abbiamo anche detto in più occasioni, insomma. Grazie. Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Un po' di chiarimenti perché naturalmente stanno arrivando anche tante domande dai telespettatori. Allora, innanzitutto quest'ordinanza come si relaziona con la questione delle 18? Cioè il bar aperto nel comune? Non tocca nessun orario e nessuna apertura. Okay. Fra l'altro c'è anche la possibilità dello sfollamento, come si dice tecnicamente, in ordinanza per il ristorante, perché se un avventore si siede a mezzogiorno e mezzo e alle 2 c'è ancora la pasta in bocca, non è che, ovviamente, ovvio, ad un controllo uno non deve essere ancora lì che aspetta l'aperitivo, o deve avere, cioè se c'è un controllo alle 14, colui che è seduto deve avere ovviamente iniziato il pranzo, insomma, si garantisce lo sfollamento. Ok, quindi la stessa cosa se un figlio va a trovare i genitori in un altro comune alle 10 della mattina deve rientrare a casa alle 14? Alle 14 deve essere fuori dal confine comunale. Ma guardate, scusatemi, ve lo dico all'inizio per evitare che andiamo avanti all'infinito. Sì, perché ci saranno tante domande che arriveranno. Non è che dobbiamo giocare a guardie e ladri. Allora, o si capisce che si fanno questi provvedimenti per la salute pubblica, se poi c'è la convinzione, come qualcuno, no, che mi viene anche sotto casa, che dice che il Covid non esiste, allora è inutile che stiamo qui a discutere. Cioè, non è che il problema è come aggirare l'ordinanza, ci dobbiamo porre davanti al problema. Chiunque può infettarsi. Le categorie più a rischio sono i nostri anziani, perché comunque la mortalità ce l'abbiamo lì,
o ci vogliamo mettere d'impegno per difendere la salute della nostra comunità oppure no. Volete che vi porti, che so, invito, stamattina ho parlato con la dottoressa Cattelan, vi faccio portare una casistica di 37enni a malattie infettive, di 50enni a malattie infettive, di 40enni a malattie infettive. Cioè, è possibile che non ci si renda conto che colpisce tutte le fasce d'età? Se vi andate a guardare la tabella di mortalità, è vero che vediamo un grosso blocco di mortalità sugli over 75, però è altrettanto vero che vediamo anche fasce di giovani e anche cioè giovanissimi colpiti da questo virus. Ma Presidente, per quanto riguarda i controlli, mi riallaccio alla domanda della collega di poco fa. Allora, è vero sì che se una persona viene fermata ed è fuori comune scatta la sanzione, però questo doveva scattare anche prima in tutti i luoghi in cui si sono visti gli assembramenti e quant'altro, invece sappiamo che sanzioni non sono state date poi così tanto. Sì, scusate, intanto i controlli non li facciamo noi. Sì, lo so, Le multe sono stabilite da una legge nazionale. E ripeto, se continuiamo a ragionare che tanto mi va dritta, vuol dire bene, guardate tranquillamente, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, cioè, dopodiché vogliamo che esploda la sanità, che così non riusciremo più neanche a fare un trapianto, non solo a curare una malattia banale, vabbè, basta che si decida, ma poi non sempre dar sempre la colpa agli altri. Cioè, non deve essere una sfida l'affrontare un'ordinanza, deve essere un fatto di senso civico, lo capite da soli, no? Sì, però finora abbiamo visto che ci sono state dimostrazioni ho capito, in cui non ma io non faccio l'educatore. C'è solo l'obbligo di dire, guardate, queste potrebbero essere delle regole che se le osserviamo riusciamo a venirne fuori velocemente. Se voi ci date una mano come mondo della comunicazione, facciamo un percorso assieme. Se domani mattina andiamo a trovare il primo che si lamenta perché dice che lui è abituato a fare lo spritz alle 2:15 e non alle 2, cioè, vabbè... cioè non so cosa farci, ma io non ho alternative, ragazzi, cioè non è che ci divertiamo a fare le ordinanze. Va bene, ok, poi un'altra domanda, adesso non me ne voglia, però ormai mi riallaccio a tutto questo, a questa argomentazione. C'è una differenza che in questo caso riguarda i piccoli comuni, perché è ovvio che chi abita, non so, a Padova non avrà lo stesso tipo di restrizione di chi abita in un comune che è un quarto, per cui è ovvio che in questo caso ci saranno anche delle discriminanti in tal senso. Certo, e chi abita a Verona, che ha 260.000 abitanti, è molto più avvantaggiato di quelli di Padova, e chi abita a Milano, infatti. pur essendo in zona rossa, ma ragazzi, se ragioniamo così non ne veniamo più fuori, Anche chi non è ammalato non ha nessun problema, c'erano solo quelli che sono ammalati e allora ragioniamo così. Presidente, stanno chiudendo tutto, Giordani sta uscendo in queste ore con un'ordinanza per chiudere proprio tutto il centro storico, non si può più accedere. Dove, scusa? Sì. Sì, beh, ovvio, sì, ma ovvio. comunque... Va sempre in questa direzione. Ma guarda che noi con i certo. sindaci abbiamo un ottimo rapporto, che sia chiaro questo. Però ragazzi, se posso insistere, visto che ci ascoltano anche da casa, l'atteggiamento deve essere quello di capire che c'è un problema e lo dobbiamo risolvere assieme. Nel momento in cui io comincio a mettere i puntini sulle i, vuol dire che mi chiamo fuori dal problema, non è più mio, e penso che gli altri siano dei rompiballe. Per carità, ognuno è libero di pensare come vuole, ma il ruolo che è affidato a noi è questo. Se vai dal medico ti dà la cura, no? Se poi non vuoi prendere le medicine, è una scelta tua, però purtroppo qui se non le prendi, cioè, fai danno anche agli altri. Grazie. Se questa fosse una infezione non trasmissibile, pensate se non saremmo qui. Zambon. Buongiorno Presidente. Buongiorno. 2 domande. La prima, faccio un passo indietro. Dagli indicatori di cui ci parlava anche la dottoressa Russo, risulteremo ancora in zona gialla. 0,96 abbiamo. Certo. Negli ultimi giorni insomma, il dibattito è stato molto forte sul tema delle terapie intensive, sui famosi 1000 posti che sono attivabili, ci ha spiegato ieri il dottor Rosi, ma che naturalmente richiederebbero un drenaggio, chiamiamolo così, di personale talmente importante da creare una situazione catastrofica, è la parola che ha usato lui. Sentito lato governativo, il sottosegretario Variati dice però la lettura che il governo dà di quel parametro è i posti letto attivabili, so che è tecnico però in realtà si tiene tutto il ragionamento, sono attivabili ma per attivabili si intende anche il personale e questo ce l'avremmo ma senza mettere eccessivamente in stress il sistema sanitario e quindi rispetto Ma guarda, scusami,
Premesso che dovreste guardarvi le tabelle delle terapie intensive su abitanti di tutte le regioni, premesso questo, premesso che il parametro ci è stato dato da un parametro nazionale da rispettare, premesso anche questo, ma vorrei ricordare che io non ho memoria che gli altri che non abbiano questo problema, tutti ce l'abbiamo, ma non è neanche polvere sotto il tappeto, cioè tutti voi che ci state seguendo dal 21 febbraio l'avrete sentito dire da me 1000 volte, guardate che oltre un certo limite c'è un punto di non ritorno. Quante volte vi ho detto, ma se abbiamo 1000, mi ricordo le frasi che vi dico, se abbiamo 1000 persone in terapia intensiva vuol dire che avremo più o meno 5.000-6.000 pazienti in ospedale. Secondo voi gli ospedali possono occuparsi di anche altro? Forse o parlo per niente, non lo so, No, probabile. lei l'ha ripetuto più volte. Mi chiedevo se il fatto di aver predisposto paradossalmente una dotazione così massiccia di letti attrezzati non ci si ritorca contro Allora, per il livello della intanto zona i letti gialla. non li abbiamo occupati, cioè sono pronti. pronti, ma non sono lì che non li stiamo utilizzando. Primo. Secondo, vorrei ricordare che il parametro che noi abbiamo fissato è più alto di quello che ci ha chiesto per legge di fissare il Ministero, perché noi abbiamo quanto di legge? 800? 877. Allora adesso abbiamo anche la colpa di aver pensato alla Veneta infatti ho di detto mettere in il sicurezza i paradosso. Veneti da 877, che è l'obbligo di legge, averle portate a 1000. Cioè non so. E io dico, tutti quelli che criticano, se abbiamo 877 e capita che un familiare di quelli che criticano hanno bisogno dell'878 letto, cosa facciamo? Diciamo di no perché il parametro ministeriale è quello? Va bene. La seconda domanda Verrà comunque domani, avevo detto domani, ma adesso non so, ma anche domani, la dottoressa Simeonato vi dà anche un report di tutta la ricerca di personale, questo sì. perché dobbiamo finirla anche questa fandonia che c'è personale dappertutto e non c'è. Guardate, noi facciamo bandi in continuazione. Poi le chiedo un'ultima cosa, Prego. ne approfitto. Lei stamattina credo abbia incontrato una delegazione di lavoratori della sì, portualità. sì. Allora, dopo la nomina della Zincone al porto, su cui c'è stato non era necessario il suo parere, ma credo lei ne abbia parlato col ministro De Micheli. Me l'ho annunciato, sì. Ecco, ci dice a questo punto per le crociere se c'è una prospettiva o no? Ad esempio, Ecco, con lui il terminal offshore sarebbe d'accordo? Il o fatto no? che lo chiediate a me, come si può dire, io vi posso dire la mia posizione, ma non vi posso parlare del futuro, dovrebbe dirci il commissario nominato cosa ha intenzione di fare, fermo restando che questa intenzione noi la dobbiamo pretendere di aver scritta nero su bianco nel comitatone, che fra l'altro è finalmente 21 convocato, dicembre, lunedì. esatto. Allora, lunedì andremo a portare la nostra posizione, che è chiara. Noi abbiamo sempre parlato della possibilità di fare il canale dei petroli, Marghera, la banchina nord, come si chiama, di Marghera, e la pulizia del Vittorio Emanuele per arrivare alla marittima. Quindi le grandi navi dentro a Marghera e poi diciamo la crocieristica luxury o di medio livello. Vi ricordo che il decreto Clini-Passera, che è del febbraio 2012, ovvero di 9 anni fa, a febbraio sono 9 anni, 8 anni e mezzo, porta il nome di 2 ministri del governo Monti, che diceva che tutte le navi sopra le 40.000 tonnellate dovevano uscire nel loro transito dal canale Giudecca del bacino San Marco. È stato fatto un provvedimento per le 96.000 tonnellate, un contingentamento, ma a tutt'oggi, nonostante gli enti locali, cioè la regione e il comune, abbiano sempre dato piena disponibilità per questa soluzione, abbiamo assistito a un dibattito che ormai è storico tra il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti. Cioè, se non si mettono d'accordo non ne veniamo fuori. Ma non si dica mai che c'è una posizione di ostruzionismo o d'ostativa da parte della Regione Veneto o del Comune di Venezia. E noi siamo sempre stati allineati e coperti. Guardate, io sono addirittura arrivato a dire nell'ultimo comitatone: fate quello che volete, ma risolvetela sta roba. Ovviamente noi sosteniamo la presenza della crocieristica a Venezia, fuori dal canale della Giudecca e del bacino San Marco. Questa è la nostra posizione. Però tramite il percorso che ci ha detto e non valutando È esattamente la delibera che abbiamo fatto nell'ultimo comitatone. Io di Porto Offshore sinceramente non ho niente in mano. Cioè
C'è stato anni fa una proposta del professor Costa rispetto a una piattaforma offshore, mi sembra a 9 miglia dalla costa, ma poi non c'è più stato seguito. Poi non so se ci sono altre evoluzioni. Sinceramente non discuto la funzionalità e la strategicità, perché io non sono un esperto. Certo è che ho qualche dubbio sulla fattibilità, visto e considerato che il dibattito nell'ambiente veneziano, anche per aprire un balcone, è una roba monumentale. Immagino solo vedere un porto offshore a 9 miglia davanti alla laguna, non voglio neanche pensare a cosa accadrà. Grazie mille. Prego, e grazie a te. Salmaso. Allora, Presidente, Prego. buongiorno. Buongiorno. Mi pare di capire, qua, penso sia, forse bisognerà aspettare il provvedimento nazionale per capire, come diceva lei, come armonizzare questa ordinanza con quella che il governo forse varerà. Però, per provare a ricapitolare, divieto di trasferimento tra comuni dalle ore 14 entra in vigore da sabato fino al 6 gennaio. Ecco, il governo ha già fissato in un DPCM 3 giorni, che sono il 25, il 26 e Capodanno, lì c'è zona rossa assoluta, se non ricordo male. No, non c'è un DPCM, dice questo. Non c'è. No, non è ancora stato... A me non risulta proprio. Cioè, voi risulta che c'è un DPCM a zona rossa? Io non ho mai sentito. Precedente che diceva che in questi 3 giorni, appunto... No, ma quello lì è un provvedimento che resta in vigore, mi pare, fino a fine gennaio. E sì che Ma l'ultimo DPCM? Sì, c'è il DPCM del governo Ci siamo Conte capiti. che cade. Perfetto, benissimo. Adesso, No, scusa, stavo diceva... pensando al DPCM che stanno scrivendo. No, mi scusi. Quello è No, un ho capito male io. che va a scadenza il 15 gennaio, quindi per quei 3 giorni lì non ci si può muovere. È una norma gerarchica. Benissimo, assolutamente. Quindi quello ha superiorità gerarchica e cogente rispetto al provvedimento del Veneto. Bene, come diceva giustamente la collega Pederiva, si tratta di capire cosa fa il Parlamento, perché pare che il governo voglia mettere ai voti un provvedimento per consentire la possibilità durante il giorno di Natale, in questi 3 giorni, di spostarsi. Sì. Benissimo. Quindi tireremo le somme tra qualche giorno, mi pare di capire, di tutta questa... Beh sì, su Natale sì, ecco. Ma intanto noi abbiamo fatto un provvedimento, diciamo, di copertura, diciamo, è una vaccinazione di copertura questa, sì, dopodiché avrà tutte le sue norme gerarchiche che piomberanno sopra, cioè del resto questo è il livello. Ecco, quindi l'ordinanza lei la farà sabato e poi la rivedrà nei prossimi giorni? Sì, sì. Benissimo, perfetto. La rivedremo solo in funzione di norme nazionali che saranno gerarchicamente superiori. Non è che la rivediamo. Vabbè, allora, visto che la materia, comunque, le faccio altre 2 domande se ha un secondo di tempo. Prego, siamo qua apposta. Certo, no, una nasce, è una domanda più di carattere politico. Le opposizioni in Consiglio regionale stanno discutendo il bilancio, l'hanno invitata qualche giorno fa a partecipare al dibattito, so che l'assessore Lazzarini è intervenuta e ha spiegato bene, però qua io le chiedo appunto se lei intende poi rendere conto al Consiglio regionale di questa fase estremamente importante, visto che per lei, mi pare, il Consiglio regionale è importante tanto quanto, se non più, del Parlamento, vista considerata la sua idea di federalismo, quindi penso che la tecnologia consenta tra i tanti di dare una relazione completa. Ecco, cosa si sente di dire a questi? L'ho già detto al Presidente del Consiglio, nel senso che se riusciamo a fare un collegamento non c'è nessun problema. Vabbè, perfetto. Ma l'ho già detto al Presidente del Consiglio 2 giorni fa, fra l'altro. Sì, no, questo lo so. Considerate che noi siamo qui in reclusione praticamente. Va bene, poi un'altra domanda gliela faccio a nome di Adriano Benazzato, che è il segretario veneto di Anaua Somed. Ieri, in una intervista data al network delle radio cattoliche della CEI e Radio in Blu, lui sostiene questo, che c'è una situazione estremamente critica e di allarme in tutti gli ospedali del Veneto. Dicono che ci sono decine di pazienti in cura presso il pronto soccorso che non risultano registrati come ricoverati e sono in attesa che si liberi un posto letto. Ecco, io gliela sintetizzo. Questa cosa che tipo di riscontro ha in termini statistici? Allora, è vero, è un grido d'allarme? C'è l'ingegnere Fattori, dopo può rispondere a questa? Sì.
Può rispondere subito. Beh, così. le rispondo subito che il dottor Rosi, che ha visto ieri, fa un monitoraggio in continuo anche delle persone che sono in attesa dei pronti soccorsi prima di essere appunto ricoverati. Certo. Quindi vi è in continuo il monitoraggio dei pronti soccorsi e anche con situazioni di sopralluoghi sul posto. Quindi mi sembra che non sia corretta l'indicazione scritta. Poi è chiaro che se vi è qualche pronto soccorso che è sotto stress in particolari momenti, nome e cognome pronto soccorso e si fa un sopralluogo. Però viene fatto un monitoraggio in continuo proprio delle persone che sono ricoverate in attesa del pronto soccorso. Allora, io la leggerei anche così, che se queste osservazioni ha finalità costruttive, ben vengano tutte le segnalazioni. Se è solo per dire che No, tutto va male, come costantemente accade perché tutto va sempre male, e allora non sto dicendo a te, ma l'abbiamo letta tutti, ma la leggiamo tutti i giorni. No, che venisse presentata in un contesto diverso, cioè, ovviamente questa nasceva dalla necessità poi di adottare misure più cogenti, come lei sta facendo. No, scusami, ma per ridurre il tasso di perdonami se ti interrompo. Prego. Vi faccio io una domanda: abbiamo mai negato informazioni alle vostre richieste? No, Quindi se voi ci volete anche chiedere quanti in questo momento o ieri mattina erano nelle hobby dei pronto soccorsi in attesa di carico, è ovvio che se un ospedale sta caricando, abbiamo 4.500 accessi minimo al giorno in pronto soccorso, può accadere che in alcune fasce d'orario ci sia imbuto sui ricoveri. Capite? Cioè allora se io andassi a fare un filmato nel momento in cui c'è il picco di ricoveri e di pronto soccorso e diffondessi il filmato e fosse un lazzarone di ecco, guardate la sanità del Veneto, ma non avete dato uno spaccato della sanità del Veneto, avete dato uno spaccato di una sanità in emergenza che comunque sui piani ha già i suoi ricoverati, sta seguendo le terapie. A Padova, in azienda ospedaliera, oggi ci sono 58 persone alle infettive, 6 delle quali hanno un casco e quindi stanno facendo anche una fase di subintensiva, fra virgolette. Cioè, questi sono i livelli di conoscenza che abbiamo noi dei nostri reparti. Ma lo dico in maniera costruttiva, Io non voglio rispondere polemicamente, perché il dottor Benanzato ha tutto il diritto di porre questioni. Dico solo che se sono costruttive siamo qua. Finito? Sì. E allora Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Nell'ordinanza che sta elaborando sono previste zone con mini lockdown per... No, al momento no. Sottolineo al momento. Le zone dell'Alto Vicentino che... No, appunto ho detto sottolineo al momento perché non vorrei che poi qualcuno va a prendersi la registrazione e ha detto no, e poi... perché ormai siamo acciappati così, come a Moviola. Ricordate a Moviola che vedevamo il fallo di mano? Ah, c'è ancora? Neanche io. Ah, tu fai l'arbitro? Ah. Beh, per andare a Morosa c'è solo un sistema, vai prima delle 2 e riesci al mattino. Prego. Vado. La dottoressa diceva prima, la valutazione in sintesi al momento è lo scenario giallo per il Veneto, quindi rischio moderato, però con altra probabilità di passaggio a rischio maggiore. Quindi la domanda è: che previsioni dà il modello che avete a disposizione matematico di qui alle prossime settimane? Allora, noi facciamo anche una valutazione attraverso una media mobile a 7 giorni che ci dà la possibilità di verificare giornalmente, insomma, come variano. Poco fa parlavo di picchi, di piccoli picchi, insomma, di spostamento. Quello ci dà la possibilità di seguire un andamento. L'andamento che abbiamo è quello che ho detto prima, un plateau. Cioè, al di là di queste piccole escursioni che alcuni giorni nel pomeriggio o la mattina portano a un numero di casi più elevati, rimaniamo sempre in un plateau. Quindi proprio per questo riteniamo che sia necessario, attraverso il lavoro di tutti e la consapevolezza di tutti, dare una mano a questa curva affinché prenda la discesa. Quindi la nostra previsione è quella dell'andamento verso la riduzione lenta
e quindi non verso l'aumento, quindi verso la riduzione, solo che ci preoccupa il lenta e vorremmo che questa lenta progressione verso la diminuzione fosse più veloce e assolutamente forse verso la diminuzione e non invece verso l'aumento, che potrebbe comportare un tipo di comportamento insomma poco affine a questo obiettivo, determinato da assembramenti, affollamento, negozi, centri, quello che comportano le festività natalizie e quello che è legato a questo. Quindi questa è la nostra previsione. È chiaro che rimanere in area gialla comporta tutti i vantaggi che abbiamo visto da un punto di vista economico. Abbiamo i numeri e questo è un dato oggettivo, non è un dato soggettivo, la valutazione è oggettiva sul dato e ci colloca in questo scenario di rischio. Noi però dobbiamo cercare di aiutare questo scenario di rischio affinché rimanga tale, con una tendenza verso la diminuzione. Emiliano. Pettenò e Prigioni hanno domande? No. Pettenò. Grazie. Proprio insomma, sulla base di quanto appena detto, io invece ho un dubbio, nel senso, restringere la fascia di movimento, quindi la possibilità di spostarsi, di fare, quindi con un tot di ore rispetto a una giornata intera, non crea invece maggiormente l'ansia dell'acquisto, visto che stiamo parlando di Natale, quindi ancora più affollamento, perché dici ho solo questo lasso di tempo e dopo sono bloccato? Ho questo dubbio, mi aiutate a capire, magari avete fatto degli studi sui movimenti, su... Allora, non è che noi abbiamo fatto degli studi, queste sono delle indicazioni di diciamo restrizioni che sono comprese all'interno degli scenari epidemiologici che sono rappresentati dal documento del Ministero e dell'Istituto, condiviso anche dalle Regioni. In ognuno di questi scenari sono individuate, forse l'avevo detto qualche giorno fa, delle misure che possono essere intraprese sul controllo dei casi, sulla scuola, sulla comunità. Nell'ambito delle misure che vengono diciamo indicate a supporto del livello decisionale c'è quella della chiusura dei confini comunali. Allora, il fatto che noi abbiamo pensato ad una parziale chiusura dei confini comunali è un sistema di equilibrio che dovrebbe favorire coloro che si recano nelle città da fuori rispetto a quel centro nella prima parte della giornata, che generalmente, secondo la nostra esperienza, è quella meno frequentata, giusto? Perché noi siamo tutti portati ad andare il pomeriggio per tutta una serie di motivi che si conciliano con la passeggiata, con gli incontri e tutto il resto. Allora, se noi con il nostro comportamento facciamo in modo che chi abita nel posto, diciamo, preferisce e sceglie di uscire nel pomeriggio, e mentre io che abito a Thiene, che voglio andare a Padova, so che ci posso andare solo di mattina, non credo che ci sarà tutti quelli che dei comuni vicini si affollano su Padova perché alle 2 devono andare via. Io credo che ci sia un comportamento responsabile, perché responsabile deve essere la scelta, come diceva il Presidente, non è un semaforo che dice verde, rosso per questi, e invece cercare di evitare che in contemporanea, e questo è l'obiettivo, che in contemporanea siano presenti le persone del posto e le persone che vengono da fuori. È solo questo, quindi non è il fatto di voler dividere, quindi tutto affollarsi la mattina. L'affollarsi non va bene né la mattina né il pomeriggio. Va bene invece cercare di evitare la sovrapposizione di gente che viene da fuori e gente che invece è residente, cercando di avere un comportamento responsabile, che poi è il denominatore di tutte le dei nostri provvedimenti e anche delle nostre scelte. Quindi non credo, insomma, che la gente non capisca questo tipo di concetto. E c'è anche da aggiungere, Emiliano, che c'è una forte raccomandazione ai residenti del proprio comune di approfittare di andare dalle 2 del pomeriggio in poi, perché non troveranno, diciamo, cittadini di altri comuni, quindi sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista degli acquisti troveranno molta più facilità e meno code, meno confusione. Questo è l'obiettivo, perché gli altri cittadini, volenti o nolenti, si fermano alle 2 del pomeriggio. Pettenò. Presidente, la faccio ripetere magari in maniera sintetica l'ordinanza. Rispetto a un'ordinanza che viene decisa
perché sente il peso del Veneto che è sotto attacco perché dicono che è in situazione critica e perciò vengono prese delle decisioni in questa materia, e perché questa scelta dei comuni? No, l'ordinanza è stata annunciata ancora una settimana fa. Abbiamo detto attendiamo le decisioni del governo per evitare inutili sovrapposizioni. Al momento, non avendo notizie, abbiamo deciso di adottarla. Dopodiché si vedrà cosa accadrà a livello nazionale, visto e considerato che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha dato un parere al governo perché si adottino delle misure restrittive a livello nazionale. L'ordinanza è dettata ovviamente dalla condizione epidemiologica del Veneto, che però pone sempre il Veneto in zona gialla secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità. È preoccupato della situazione che ci sta, dei dati che ci sono, o quell'RT la rassicura? L'RT è sotto 1, per andare in zona arancione c'è l'1,25. C'è da dire che noi siamo preoccupati fino a quando non avremo il paziente, l'ultimo paziente, quindi quando non avremo svuotato gli ospedali, non avremo ridotto a zero questa infezione. Zone rosse che ci saranno a Natale, come si conciliano poi con l'ordinanza regionale? L'ordinanza è gerarchicamente, sottostà gerarchicamente dato al DPCM nazionale, per cui a Natale l'ordinanza sarà, diciamo, sostituita da quello che è previsto dal DPCM nazionale. Anche su quel passaggio tra comuni, tra piccoli comuni, lei lo sollecitava anche tempo fa. Certo, ma c'è anche da dire che comunque non è dato ancora sapere come, ma mi sembra aver capito che il governo stia lavorando su questo fronte del periodo natalizio, quindi si tratterà di capire se sono rose fioriranno, non ho ancora capito cosa accadrà. Come la possiamo definire l'ordinanza regionale che entrerà in vigore, immagino, È un atto di responsabilità. Un atto di responsabilità in che senso? Prego? Sì, un atto di responsabilità reciproca, giustamente dice la dottoressa Russo, un atto di responsabilità reciproca perché comunque davanti a una situazione sanitaria dove c'è grossa pressione sanitaria, abbiamo 3.301 ricoverati, è fondamentale coinvolgere i cittadini in questa battaglia. Questo è un atto di coinvolgimento vero e proprio dei cittadini. Se poi i cittadini dicono no, non serve perché il Covid non esiste o non è un problema, a questo punto vuol dire che abbiamo un altro problema. Grazie. Prego. Vi lascio all'ingegner Fattori. C'è una Marchiori in ultima. Scusa, prego. E poi chiudiamo e passiamo all'ingegner Fattori. No, Presidente, è appena uscita un'ANSA in cui si legge che Amnesty Italia ha ravvisato violazione dei diritti umani in 5 campi nelle RSA e che questo rapporto riguarda in particolare 3 regioni che sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questi 5 campi sono diritto alla vita, alla salute, alla non discriminazione, al non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e al rispetto della vita privata. Non so nulla di questa roba. È appena uscita, per cui... Appunto. Sì. Cioè immagino che dietro a questa relazione ci sarà una relazione importante che cita i casi, ci saranno degli esempi, non lo so, non so nulla. Va bene, ok, grazie. Ora, le case di riposo sono gestite come erano gestite, a parte il fatto che le case di riposo non le gestiamo noi, ma a parte questo, sono gestite come erano gestite a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Evidentemente adesso c'è anche questo problema. Per tornare ancora alla questione prima. Dalle notizie che lei ha dopo la conferenza Stato-Regioni e gli aggiornamenti continui che ha con il governo, mi pare evidente che dal suo punto di vista il governo Conte non ha idea di arrivare ad un provvedimento di lockdown tipo quello tedesco, assolutamente. Non ho la più pallida idea. Vabbè, quindi Ma aspetteremo. sul serio non No, è evidente. Se no non avrei adottato un provvedimento. Cioè siamo passati da un estremo nel quale sembrava che ci fosse una copertura e una volontà di fare un provvedimento secondo quanto chiede il CTS nazionale, anche qua no, cioè vorrebbe, chi è tanto preoccupato della salute dei cittadini e fa politica, ricordo che il CTS nazionale chiede delle cose e il governo, che non abbiamo ben capito di queste cose che chiede il CTS nazionale, cosa farà. Quindi staremo a vedere. Arrivederci, grazie. Vi lascio l'ingegner Fattori. Allora, se l'ingegner Fattori si colloca al centro,
ci fa una grande cortesia. Sì, resto qua. Paolo Fattori. Ingegner Paolo Fattori. Di anche cosa la funzione svolta. Allora, io sono della Regione Veneto e mi occupo dell'infrastruttura e degli investimenti in edilizia sanitaria e sociosanitaria, e in particolar modo nella fase qui della crisi Covid seguo l'attrezzamento e lo sviluppo della infrastruttura al fine di garantire il supporto dell'attrezzamento appunto, e di mezzi e di opere ai sanitari per svolgere il loro servizio. Quindi esamino le strutture sanitarie e cerco di risolvere, di portare soluzione a alcuni problemi dal punto di vista infrastrutturale, ovvero di dispositivi. Grazie ingegnere. Oggi mi è stato chiesto di fare un'analisi sui posti di area non critica e allora, come ha annunciato i giorni precedenti il Presidente, sapete che i posti attivi nel 2019 del Veneto erano 13.820, dei quali 6.036 erano posti di area medica. Al 15-12 di questi 6.036, 2.727 erano destinati a ricoveri per Covid ed erano altri 7.060 occupati per altre attività. Quindi totale dei posti attivi al 15-12-2020 erano 9.787. Questo perché vi è stata una riduzione delle attività proprio per affrontare la crisi Covid. Questi posti di area medica sono stati nel tempo, a seguito della prima fase di marzo, rinforzati e ristrutturati creando un'area di semi-intensive. Le aree di semi-intensive che sono state, appunto, come ieri spiegava il dottor Rosi, a seguito della DGR 552 sono stati definiti 663 posti di area di semi-intensiva. Un'area di semi-intensiva è una nuova area di destinazione intermedia tra l'area medica ordinaria e l'area di terapia intensiva. Questi 663 posti sono dotati di monitor, di maschere CPAP, circuito NIV e ventilatori da semi-intensiva. Il governo poi col DL 34 ha previsto anche lui la realizzazione per il Veneto di 343 posti di semi-intensiva e il Veneto ne ha attrezzati 663. Quindi l'andamento. Attualmente, voi vedete, più volte è stato visto questo grafico e la linea blu è l'andamento dei posti occupati per l'area non critica, mentre la linea rossa sono i posti di terapia intensiva e la verde sono gli ospedali di comunità, nel senso che sono le tre strutture principalmente dedicate alla cura del Covid. L'andamento, come abbiamo visto, ha avuto una forte accelerazione nei mesi di novembre. Questi sono gli aumenti settimanali. Quindi vedete che siamo passati da settimane in cui ci sono stato un incremento di 579 persone, ovvero dal 10 novembre al 15 novembre, a incremento in questa fase molto più rallentato, 66, 88, 95. Quindi vi è una forte, in questo momento, rallentamento dei ricoverati nell'area non critica. Di questo lo vediamo anche, è definito poi per ogni singola provincia l'andamento di come le stesse stanno andando, al fine di poter programmare e definire in breve cosa attivare e cosa non attivare. Quindi vi è il monitoraggio in continuo al fine di programmare e gestire la situazione dei ricoveri in base all'andamento. Chi sono i soggetti che sono ricoverati in terapia intensiva, in area non critica? Allora, i ricoveri in area non critica, il 68% sono figure che sono ricoverate in stato severo, quindi tra critico, lieve, paucisantimatico e severo, il 68% è severo. E che fasce d'età abbiamo? Il 60%, dal 60 al 70% sono superiori ai 70 anni.
60 o 70, non ho capito. Chiedo scusa. Dal 60 al 70%, poi si differenziano più o meno da ULSS ad ULSS, però sono superiori ai 70 anni. Un 30% medio è nella fascia dai 50 ai 69 anni. Residuali i più giovani. Quindi un 30% dai 50 ai 70 anni e il resto superiore ai 70 anni. Attualmente siamo in una situazione, come avevamo detto, di equilibrio. Equilibrio nel senso che tra gli ingressi sono più o meno pari alle uscite e su una settimana media in questa fase calcoliamo intorno ai 250-270 ingressi e uscite giornaliere. Sì, qualsiasi tipo di uscita. I decessi non ho l'analisi qui. Abbiamo dato ieri l'altro analisi sulla mortalità. Ecco. Quanto rimangono ricoverati? Allora, se la persona riesce a passare, cioè il periodo che non deve entrare in terapia intensiva, il ricovero medio delle persone è attorno ai 15-16 giorni. Altrimenti, se va in terapia intensiva, dopo 4 giorni passa alla terapia intensiva e lì ci sarà poi il periodo di terapia intensiva e poi il post terapia intensiva, che può essere più lungo. Quali sono le strutture che hanno maggiori ricoveri in area non critica? Allora, le strutture che hanno maggiori ricoveri in area non critica sono i Covid Hospital. I Covid Hospital hanno sacrificato l'area medica per la patologia in quanto sono destinati principalmente, quali strutture ospedaliere, destinate principalmente alla pandemia. E ci sono poi alcune aziende sanitarie che sono un po' più cariche di pazienti in quanto nel loro bacino vi sono i 2 hub regionali, Verona e Padova. Quindi le aziende ULSS 6 e l'ULSS 9 hanno un carico un po' più forte al fine di salvaguardare le attività degli hub e in particolar modo degli hub regionali. Quindi, ricapitolando la situazione in questo momento, avete capito che siamo sui 2.700 ricoveri su un'incidenza quindi significativa dell'area medica e la situazione in questo momento è di sostanziale equilibrio, di forte rallentamento. Grazie ingegnere. Chiarimenti, domande all'ingegner Pederiva? Grazie ingegnere, buongiorno. Non so se posso chiederlo a lei, ma volevo capire sul tema del personale, visto che ieri il dottor Rosi, per quanto riguarda le terapie intensive, evidenziava il nodo appunto dei sanitari che già adesso devono essere stornati da alcuni reparti a quelli e che in futuro potrebbero vedere nell'ipotesi catastrofica appunto uno scenario ancora più drammatico. Per l'area non critica invece c'è questa necessità? Allora, ci sono carenze? L'area non critica principalmente destinata alle attività sono le malattie infettive e le pneumologie. È chiaro che questi 2 reparti non arrivano a numeri così elevati, quindi poi vi è una continua riconversione di altri reparti al fine di garantire la cura di tutte le persone. Prego. Se Angela aveva finito. Sì. Quindi sì, prego. Ci sia il dirottamento mi è chiaro, volevo capire se ci sono delle emergenze particolari, carenza di personale, non so se posso chiederlo a lei, ripeto. Non è di mia competenza. Non so della dottoressa Russo nemmeno, grazie. Domani credo che la dottoressa Simeonato si occuperà del tema. Rifarò la domanda, grazie. Bisogna chiedere a chi gestisce i reparti. Sì, no, mi rendo conto, però vista l'occasione mi pareva corretto chiederlo. Grazie. Albino, prego. No, l'unica cosa che volevo capire è, come dire, il decorso della malattia, se riesci a spiegarmelo. Cioè, allora, noi abbiamo un esercito di persone che viene, per fortuna, curato a casa, no? Sì. Sono tantissimi. Allora, adesso i dati esatti... Sono circa 10.000 quelli che sono stati presi in carico dalle USCA. Dottoressa, la devo rimproverare. Quelli che sono stati presi in carico dalle USCA sono circa 10.000, mi sembra, che sono seguiti. No, perché appunto abbiamo 95.000... casi attualmente positivi e per fortuna in ospedale ne abbiamo soltanto 2.700 più. Certo. Ecco, quindi vuol dire che i pauci sintomatici e gli asintomatici per quello che abbiamo un RCT più basso. Ecco, allora qual è la fase per cui uno diventa grave e poi va in ospedale? Cioè, siamo riusciti a capire qual è il decorso della malattia e il flusso di ingresso di ricovero come si determina? Cioè, è legata alle condizioni ovviamente del soggetto
questo è portatore di altre patologie Abbiamo in detto genere? sì. Oppure esiste, che ne so, un caso di scuola che lei ci può qui illustrare per capire, anche proprio per dare un segnale a tutti coloro che sono a casa e che probabilmente vogliono avere un monitoraggio più preciso delle loro condizioni di salute, sperando di non entrare mai ovviamente in un reparto ospedaliero. Allora, non so se riesco a rispondere in maniera completa a questa domanda. Volevo chiarire che l'ingegnere non è un medico, fa un altro mestiere, ecco. La dottoressa... No, ma cerco di dire... No, cerco di dire sinteticamente. Allora, questo tipo di virus, una volta contratto, ha un tipo di evoluzione diversa che dipende da diversi elementi. Dipende, uno, dall'esposizione alla carica virale, e questo vale per tutte le malattie infettive. A seconda della carica virale, la risposta dell'organismo può essere diversa e dipende da diversi elementi. Abbiamo detto l'altro giorno che il sesso maschile e l'età avanzata sono elementi di prognosi più impegnativa rispetto al soggetto giovane e sano e di sesso femminile. Allora, abbiamo detto che la maggior parte delle infezioni si concentrano nell'età giovane e produttiva, dai 25 ai 64 anni, mentre questa è la fascia di età dove si concentra la maggior parte delle positività, legate chiaramente al fatto che le persone sono al lavoro, sono più attive, più facilmente possono venire a contatto con il virus. Però è vero che poi le persone che sono ricoverate e che dal ricovero in area non critica passano all'area critica sono le persone che stanno sopra i 64 anni, e lo dimostra quello che diceva l'ingegner Fattori. Lui dice: il 60-70% dei soggetti ricoverati hanno più di 70 anni, e questo vale anche per l'area critica, perché lì l'età media è rappresentata precisamente dai 70-75 anni. Se vogliamo andare a vedere la mortalità, questa ripercorre lo stesso tipo di andamento, cioè i soggetti più anziani sono quelli che muoiono più facilmente, perché questo virus determina una serie di complicanze che portano a morte il soggetto. A questo si aggiunge la condizione del paziente, un soggetto che presenta già delle patologie di base, che principalmente abbiamo visto sono patologie croniche, la presenza di patologie croniche che erano alterazioni cardiovascolari, alterazioni cerebrovascolari, alterazioni del sistema respiratorio, aggravano quella che è la prognosi del soggetto legata poi a questi elementi, sesso ed età. Quindi è questo il quadro, e anche la quantità, insomma la proporzione dei soggetti ricoverati sia in area non critica che in area critica lo rappresenta. Però vorrei dire una cosa, che gli altri non sono immuni dagli effetti del virus, perché il 10% che viene fuori da questa percentuale sono soggetti che hanno meno di 50 anni, e abbiamo anche, per fortuna, in quantità o condizioni di rischio, purtroppo lì, o per l'esposizione alla carica virale o per la reazione individuale del soggetto all'azione del virus, non riescono a rispondere in maniera adeguata e hanno o dei ricoveri prolungati o vanno in terapia intensiva, o purtroppo vanno incontro a decessi. Mi pare che il telegiornale, insomma, e i giornali, come voi sapete, ne riportano. Quindi questo per rimarcare che questa non è la malattia degli anziani, questa è una grandissima e una pericolosissima infezione virale trasmissibile che mette in pericolo tutta la popolazione, e questo insomma è molto importante, anche però considerando queste fasce d'età e queste condizioni di rischio. Altre domande? Direi che possiamo chiudere qua. Grazie a tutti, grazie alla dottoressa Russo e all'ingegner Fattori.